Consigliere Bozza, oggi è qui a Verona, poche ore fa si trovava a Berlino per un appuntamento importante che riguarda il mondo della logistica. Sì, una fiera mondiale, quella del Fruit Logistica, che ovviamente riguarda tutti gli operatori del mondo ovviamente dei prodotti freschi e della commercializzazione, quindi una grande opportunità, un palcoscenico internazionale dove poter ovviamente interloquire, scambiare idee, progetti futuri e anche ovviamente creare delle sinergie perché oggi il mercato ci impone quello. Quindi ho partecipato ovviamente in rappresentanza del Consiglio regionale, è stata l'opportunità per andare a salutare ovviamente anche tutti i nostri operatori del settore nell'ambito regionale del Veneto, c'è stata una bella partecipazione oltre che presenza ovviamente dei nostri veneti e anche veronesi ovviamente e quindi è stata un'occasione non solo per confrontarsi con loro, è stata l'occasione anche per ovviamente confrontarci in una serie di panel di discussione proprio tematica e ho avuto l'opportunità ovviamente anche di introdurre questa nuova legge del distretto del cibo che dà a tutti ovviamente una possibilità in base a quelle che sono le esigenze oggi del mercato di creare sinergie all'interno della filiera agroalimentare e di caratterizzare sempre di più quella che è un'identità di eccellenza, un'identità territoriale, un'identità locale, dando la possibilità di creare sinergie con il mondo del turismo, dell'enoturismo, della commercializzazione, ovviamente anche avendo intenzionalmente sempre come principio il rispetto dell'ambiente piuttosto ovviamente che la sicurezza alimentare. Quindi una piattaforma che dà la possibilità di creare delle condizioni di grande opportunità, di grandi sinergie. E ha avuto modo anche di accompagnare nello stand Veneto il ministro Lollobrigida. Sì, il ministro era presente e ovviamente ha onorato con la sua partecipazione il nostro stand, i nostri rappresentanti, ovviamente gli operatori del Veneto. Abbiamo avuto modo di interloquire al di là ovviamente del rituale, come dire, saluto a tutti, ma anche insomma di interloquire con qualcuno dei presenti. Io ricordo c'era il consorzio del Radicchio Veneto piuttosto che la pesca veronese, insomma la mela di Verona, piuttosto che insomma il consorzio funghi del Treviso, piuttosto che l'aglio bianco d'oro, insomma c'è stata una bella, come dire così, full immersion, oltre a due realtà importantissime, che è quella ovviamente del mercato veronese, quindi con Verona Mercato e anche il mercato padovano, che sono insomma tra i principali e con i quali speriamo ci possano essere anche future collaborazioni perché ovviamente è nell'interesse di far crescere il sistema veneto del mondo del mercato dell'ortofrutta, perché ovviamente noi da questo punto di vista non siamo secondi a nessuno e creando delle progettualità potremo davvero far diventare il Veneto ancora più importante di quello che oggi è.